Marcello Benedetti, questo è il segno della notte del 12 novembre, praticamente l'acqua ha traboccato la paratia, acqua eccezionale, praticamente entrava dai battenti della porta e mia moglie mi raccontava che ha dovuto chiudere la porta per paura che praticamente si sfondasse. Stessa cosa è successa qui per la finestra, vedete qui dall'altezza, ha dovuto chiudere gli oscuri e praticamente quella notte, finché loro buttavano fuori l'acqua o aspettavano che calasse, io quella notte ero in servizio al lavoro come vigile e niente, adesso piano piano ci stiamo riprendendo e ovvio che le perdite sono state grandi, ecco, questo qua, e abbiamo praticamente tutto il piano terra era invaso da circa 60-70 cm d'acqua e praticamente abbiamo perso tutto il piano terra come tante altre famiglie, insomma abbiamo perso. Io fortunatamente ho la casa in due piani, dunque il piano terra con la cucina, il soggiorno e tutto il resto, il sottoscala, bagno tutto, insomma abbiamo perso tutto. Pazienza, è successa, ci rimbocchiamo le maniche e ci rimettiamo in piedi da buoni veneti e da buoni veneziani, dai, via.